Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra sta sempre cercando di migliorarsi per ottenere risultati sempre migliori. Oggi abbiamo una notizia esclusiva riguardo al mercato dei trasferimenti. Prima di entrare nei dettagli, vi chiedo di lasciare un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Ora andiamo dritti al punto. Buongiorno Napoli, 40 milioni non bastano? È questo che chiede Cairo. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, Alessandro Buongiorno è tentato da un'avventura con Antonio Conte. I due si sono già conosciuti, hanno parlato e si sono piaciuti. Ora si attende l'offerta napoletana che potrebbe sbloccare l'operazione. Aurelio De Laurentiis ha presentato una proposta di 40 milioni di euro, ma Urbano Cairo, presidente del Torino, ne chiede 45. Nonostante questa differenza, il giornale assicura che le parti si stanno avvicinando. Buongiorno, difensore centrale di grande prospettiva, è considerato un rinforzo cruciale per il nuovo Napoli di Conte. Il DS Man ha accelerato le trattative nelle ultime settimane, cercando di chiudere l'accordo il prima possibile. Buongiorno rappresenta non solo un investimento per il presente, ma anche una garanzia per il futuro della difesa partenopea. La sua giovane età e le sue qualità difensive lo rendono un profilo ideale per il progetto di Conte. Tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questa possibile operazione di mercato? Alessandro Buongiorno è il difensore giusto per rinforzare la nostra squadra? E quanto è importante per voi vedere il club investire in giocatori di qualità per mantenere alto il livello della squadra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, perché sono molto importanti per la nostra comunità di tifosi. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Restate sintonizzati, perché nelle prossime settimane avremo ancora più notizie sul futuro di Buongiorno e del Napoli. Forza Napoli sempre!